Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo ripartiti con Replay che riparte il 28 settembre 2020, una nuova scenografia come potete vedere molto bella e io vado comunque a presentare la mia compagna di viaggio e d'avventura anche per questa nuova stagione, ne vedremo delle belle, Stella Battaglia, ecco qua, Franco. Bentornata Stella. Ben ritrovato a te. Ben ritrovati anche voi telespettatori. Si apre un'altra stagione calcistica con tutti voi per rivivere al meglio le nostre squadre ed essere, metaforicamente parlando, sempre al centro del campo. Ricordiamo di interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp 345 92 11 221. Possiamo dare il benvenuto ai nostri ospiti in studio? Sì, li salutiamo subito, puoi andare tu a presentarli, vai. Benissimo. Benvenuto in studio Vittorio Scarpelli della Gazzetta del Sud. Bentrovati. Grazie. E Antonio Clausi, Cosenza Channel. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie. E allora è partito il campionato di Serie B, la prima giornata, le due calabresi hanno ottenuto 2 pareggi, la Regina per 1-1 a Salerno, mentre il Cosenza ha pareggiato in casa al San Vito Marulla per 0-0. In Serie A si è giocato anche a Crotone, ma la seconda giornata di campionato il Crotone ha perso contro il Milan per 2-0 e poi in Serie C c'è stata la sconfitta del Catanzaro a Potenza per 2-1. La formazione appunto di Mario Somma ha battuto quella di Mister Calabro, è stata una partita abbastanza combattuta, mentre la Vibonese il giorno prima praticamente si era aggiudicato l'anticipo fuori casa in trasferta contro la Cavese. E allora vogliamo fare un giro prima di parlare con i nostri amici per telefono? Antonio Clausi, allora questa prima partita diciamo di campionato di Serie B cosa ha detto secondo te? Un giudizio sospeso sul Cosenza a mio avviso, perché comunque una squadra altamente incompleta, un allenatore che attende quei calciatori che poi faranno fare il salto di qualità al proprio organico. Io dico che degli 8 undicesimi in campo rispetto a Cosenza Juve Stabia ne mancavano sostanzialmente 2 che cambiano l'ordine delle cose, Casasola e Rivière. Lo stesso Cosenza, meno Casasola e Rivière, potrebbe essere una coppia abbastanza sbiadita. Ecco perché queste ore, questi giorni risulteranno fondamentali, non solo per sostituire queste 2 pedine ormai perse da diverse settimane, ma anche per garantire a Roberto Chiuzzi una batteria di rincalzi all'altezza dei titolari, quella che sostanzialmente si era ritrovato in mano nel post-lockdown con quella fantastica cavalcata che tutti ricordiamo e che porteremo per sempre con noi. Antonio, io prima di dare la parola a Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud direi di andare subito nella sede del Corriere dello Sport a Roma dove dovrebbe essere con noi Tullio Calzone. Buon pomeriggio Tullio! Ciao Franco. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi anche oggi. Abbiamo introdotto per questa prima stagionale, forse è caduta la linea. Caduta la linea, allora io vado subito da Vittorio Scarpelli. Nel frattempo... Io ti sento. Tu ci senti, allora c'è un sottofondo che non è musicale. E allora, che ha detto questa prima giornata di Serie B? Tanti pareggi, pochi gol, però si preannuncia una stagione veramente interessante, caro Tullio. Ma sicuramente l'equilibrio, che è sempre stata una peculiarità del campionato di Serie B, è rimasto accentuato in questa prima partita, però vorrei anche sottolineare 3 fattori che avevo evidenziato anche sul Corriere dello Sport nel commento alla prima giornata di campionato, che dobbiamo tenere nel giusto conto il fatto che un mese fa, poco più di un mese fa, si è concluso il campionato. Sì. Con la finale tra Spezia e Frosinone bellissima, vincente e ancora di più equilibratissima, e che il mercato è ancora aperto, che non c'è stata la possibilità di lavorare con l'intensità degli altri anni e quindi io aspetterei un attimo a dare giudizi, diciamo così, definitivi. Il fatto stesso che molti giocatori sono in procinto di cambiare aria e di cambiare casacca la dice lunga su questa, diciamo, precarietà iniziale di un campionato che comunque dovremo aspettare a lungo per vederlo entrare nel vivo,
a maggior ragione per il fatto che diciamo, lo stacco tra la vecchia e la nuova stagione è stato veramente limitatissimo. E allora ci sono due colleghi giovani ma molto molto bravi, Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud e Antonio Clausi di Cosenza Channel. Allora, per Tullio Calzone, quello che volete chiedere, lui è a disposizione, grazie. Sì, sostanzialmente la domanda è diretta e riguarda questo. Generalmente la prima di campionato è difficile per tutti perché le temperature sono proibitive. Quest'anno per ovvi motivi ciò non è accaduto, ma nonostante questo chiaramente i valori ancora non si sono visti perché c'è il mercato aperto, il ritiro è stato più corto rispetto alle altre volte. C'è già qualcuno che ha sorpreso, secondo lei, qualcuno che ha sorpreso tra le squadre che sono scese in campo, oppure chiaramente è prematuro? Ma direi che l'Empoli e il Venezia sono state le sorprese evidenti di questa prima giornata. L'Empoli relativamente perché ha un organico importante, non sfruttato a dovere la scorsa stagione con Marino perché è uscita ai playoff, quindi voglio dire non ha una squadra che doveva strapazzare il campionato, che aveva investito oltre 20 milioni di euro, è rimasta invece poi fuori dalla lotta vera per la promozione. Il Venezia secondo me è stata l'altra sorpresa perché non era facile battere una neopromossa come il Vicenza, perché sono squadre che hanno già una ossatura, diciamo così, di struttura, per cui è stato molto bravo il tecnico Zanetti, che è un tecnico che io stimo moltissimo, che è reduce da, diciamo così, da un'avventura non proprio felice, ma non per colpa sua, ad Ascoli, e quindi c'ha anche tantissime motivazioni. Io penso che del Venezia sentiremo a lungo parlare, anche perché ha preso poi un attaccante fortissimo come Forte, che sicuramente accrescerà anche le capacità offensive di una squadra che già con Dionisi aveva fatto vedere, insomma, di avere tanta personalità. Poi spenderei anche una parola sulla Regina, che mi è piaciuta molto per come si è confrontata contro la Salernitana, che è stata una squadra che ha investito molto sul mercato, perché ancora debba finire, insomma, di completare un organico, però è una squadra molto forte anche la Salernitana, e si è visto la mano di Toscano, che come ho sottolineato sempre sul Corriere dello Sport è uno che padroneggia la categoria, l'ha vissuta intensamente a Terni, orgogliosamente a Terni, quindi io credo che anche la Regina, che è stata protagonista sul mercato, sicuramente lascerà un segno. Poi è d'obbligo spendere una parola, Franco, per il Monza, non solo perché c'è Berlusconi e Galliani, ma perché chiaramente se una squadra di Serie B arriva a spendere soldi per Boateng, vuol dire che le ambizioni sono molto molto, come dire, sostenute. Poi bisognerà vedere se coincideranno con i fatti, perché in Serie B le ambizioni spesso sono anche l'anticamera a volte di sofferenze. Hai speso una parola poc'anzi di Mimmo Toscano, io ne approfitto per fare le condoglianze all'amico Mimmo Toscano per la perdita del suocero da parte di Teleeuropa e di tutti quelli che partecipano naturalmente alle nostre trasmissioni, al direttore Attilio Sabato e a tutto, diciamo, l'equipe appunto di Teleeuropa, quindi le nostre più sentite condoglianze a Mimmo Toscano e alla famiglia della moglie Brigida per la perdita del papà. Antonio Clausi per Tullio Calzone. Salve direttore, intanto mi associo al cordoglio per Mimmo Toscano. Io più che di Serie B le volevo chiedere una cosa di Serie C, perché poi direttamente influenzerà il mercato cadetto. La situazione Trapani, da dove potrebbero fuoriuscire calciatori decisamente interessanti per il piano di sopra. Ma questo rimanda al problema di cui abbiamo a volte discusso anche in questa trasmissione, che è quello dell'accesso alla categoria da parte di dirigenti non sempre molto titolati e non sempre molto trasparenti. Le vicissitudini del Trapani negli ultimi anni sono quantomeno scabrose per quello che è successo, perché abbiamo visto che si è passati da una squadra che tutto sommato nella scorsa stagione si era salvata con Cazzori e poi per fortuna anche del Cosenza, in parte anche del Cosenza, è retrocessa per via della penalizzazione, perché i dirigenti addirittura avevano ricevuto dei bonus dalla Federcalcio, come emerso in fase dibattimentale presso gli organi competenti, e invece di pagare gli stipendi ai calciatori ne avevano fatto altro uso.
quindi voglio dire, è chiaro che il mercato, lì ci sono giocatori importanti, alcuni sono già andati via, ma ce ne sono ancora tanti di giocatori importanti di proprietà. È una vergogna che una città importante, una città del sud, debba essere bistrattata in mano a dirigenti che poi vengono perseguiti o addirittura in passato anche arrestati, per cui è una cosa clamorosa. Quello dell'accesso al mondo dello sport deve essere una delle battaglie da fare. Noi l'abbiamo fatta al Corriere dello Sport e devo dire che anche il presidente Balata è stato molto attento a queste tematiche. Bisogna essere solidi dal punto di vista finanziario, bisogna essere trasparenti dal punto di vista, diciamo così, della legittimità da avere delle ambizioni, e poi non bisogna prendere in giro la gente, perché Trapani negli ultimi anni è stata devastata da personaggi peraltro che già in passato erano noti, quindi neanche si può dire che erano delle sorprese. Se uno è un pregiudicato non può andare a gestire una società, quindi bisogna essere anche lì da quel punto di vista più chiari, come bisognerebbe essere più chiari anche dal punto di vista dei soldi che girano sul mercato, perché un mondo che sta soffrendo, ci sono numerose società che rischiano di fallire. È impensabile che noi continuiamo a gestire la poca ricchezza che arriva dalla Serie A in maniera così inopportuna. Poi c'è il tema appunto dei rapporti tra la Lega di A e le altre leghe, che ovviamente andrebbero chiariti definitivamente, come è successo in altre parti d'Europa, dove il cumulo dei proventi televisivi derivanti dalla vendita dei proventi televisivi scendono a cascata verso le serie inferiori con ben altra consistenza rispetto a quello che c'è oggi in Italia, dove non vengono rispettati neanche gli accordi presi al momento della separazione dalla Lega di A e la Lega di B. Sì, Tullio, ci sei? Sì, sì. Ah, allora, no, pensavo fosse caduta la linea. E dovremmo avere Attilio Malena, vediamo se c'è Attilio. Pronto Attilio? Ma non mi avete sentito le cose che ho detto? Sì, non ho capito, scusami Tullio. No, dicevo, non avete sentito le cose che ho detto sulla... Sì, abbiamo sentito e volevo sentire cosa ne pensava appunto Attilio Malena. Ecco. Pronto Attilio? Sì, un saluto a tutti, buon pomeriggio, un saluto a voi in studio. Sì, se mi date un po' di ritorno di Malena in studio, perché lo sento molto lontano, se ti puoi avvicinare Attilio, ecco, forse è meglio. Allora, hai sentito quello che ha detto in questo momento Tullio Calzone? Sì, ovviamente sono delle analisi condivisibili e non potrebbe essere altrimenti, ma io credo sia una condizione sine qua non che chi debba presentarsi a qualunque campionato, che sia professionistico, che sia semiprofessionistico, che sia dilettantismo, debba fornire delle garanzie più evidenti. La situazione del Trapani, è brutto gettare la croce addosso alla società del Trapani, ma in realtà con determinate condizioni come quelle che purtroppo sta mostrando il Trapani non bisognerebbero esserci sconti. In questo caso paga il Trapani una gestione del tutto scellerata. Fornire delle garanzie, fornire comunque una proprietà solida mi sembra quantomeno il minimo per poter partecipare ad un campionato professionistico, e così purtroppo si rischia di falsare un campionato. Bisogna fermare da subito determinate circostanze, anche perché, come è accaduto negli anni scorsi, poi alla fine vanno di mezzo chi realmente depone il calcio a favore di business, per cui così realmente si rischia di falsare i campionati. Prima di lasciare Tullio Calzone volevo porgli io questa domanda. Tullio, secondo te in quest'ultima settimana di calciomercato può succedere qualcosa di grosso in Serie B, specialmente per gli attaccanti? Due paroline sul Cosenza, grazie. Ma guarda, sicuramente quello che non manca sono i calciatori. È stato un mercato molto, come dire, stentato, molto a rilento, ma lo dimostra il fatto che la Juve per prendere un attaccante è dovuta arrivare praticamente negli ultimi giorni della scorsa settimana. Sì. Per cui voglio dire, è chiaro che c'è la necessità di accelerazione, ci sono molti calciatori, poi c'è il problema delle rose, non è che tu vedi il Frosinone bloccato, adesso ha dovuto addirittura vendere Krajci in Germania, perché non c'era la possibilità di muovere. Ce l'avevi anticipato l'altra volta, anche di Stirpe, che aveva messo in cassa integrazione un po' di dipendenti. Non riescono a muovere giocatori importanti che probabilmente, per quello che mi riguarda, dovranno rivedere anche i loro ricompense per stare a Frosinone, perché la società stiamo parlando di una società importante
la società gestita dal vicepresidente di Confindustria, che ha numerosi operai in Italia e nel mondo, e che quindi non vuole perdere equilibrio e deve fare i conti con i bilanci. Quindi è chiaro che bisogna avere la priorità della sostenibilità, perché poi noi tutti i tifosi vogliono essere competitivi, vogliono essere forti, ma poi ci vogliono i soldi. Vedere Ardemagni non arriva a Cosenza perché l'hanno pagato all'Ascoli e il Frosinone vuole rientrare di quei soldi, e purtroppo sembrerebbe che Matteo resterà lì. Poi aspettiamo, perché mancano ancora dei giorni, questa settimana sarà cruciale per capire e credo anche per chiudere numerose trattative che sono state andate avanti, ma comunque i calciatori è l'unica cosa che non mancano, e soprattutto tanti calciatori anche svingolati, quindi il mercato potrà continuare anche dopo il 4 ottobre. Ok Tullio, allora aspettiamo e vediamo quello che succederà in settimana. Noi saremo vigili come sempre, principalmente sulle squadre calabresi. Grazie. Assolutamente sì. Sul Cosenza volevo aggiungere semplicemente che Occhiuzzi ha fatto un miracolo lo scorso anno. Mi sono riproposto di intervistarlo sul Guerriero Sportivo, il prossimo numero, perché merita sicuramente fiducia, e poi credo che lui riuscirà a quadrare il cerchio, anche se ha perso giocatori importanti il Cosenza, e vanno rimpiazzati adeguatamente. Grazie Tullio, grazie per essere stato con noi, e grazie, alla prossima. Buon lavoro. Allora, vogliamo fare un giro, partiamo da Attilio Malena che sta aspettando da un po' il telefono. Attilio, hai visto che cosa ha detto anche Tullio Calzoni in questa parte finale? Tanti giocatori se ne troveranno a Ghiosa, perché tra il Covid e quello e quell'altro, ha parlato anche del Frosinone di stirpe, molti calciatori, molti dipendenti in cassa integrazione, il Frosinone, quindi voglio dire il Cosenza, così come molte altre squadre, chiaramente avranno un occhio principalmente al bilancio, perché il pubblico non c'è, non si sa quando e come potrà appunto assiepare le scalette dei vari stadi. Tu cosa ne pensi? Ma assolutamente, lo stiamo ripetendo di fatti di settimana in settimana, occasioni che in questo momento, trattative che appaiono irrealizzabili, negli ultimi giorni come non mai in questo pazzo calciomercato poi diventeranno obiettivi concreti, potendo fare dei nomi tranquillamente: Ardemagni, Pettinari, situazioni in divenire come quelle del Lecce, diversi giocatori in esubero. Vera non è una novità, piace al Cosenza, stesso discorso per Riccardi che piace al Catanzaro, è un valzer delle punte che può partire con Cargbò pronto a lasciare il Crotone, il calciatore atteso già domani a Reggio Emilia per tornare alla Reggiana. La Regina a questo punto non è un attaccante, è un esterno alto che può fare il quinto di centrocampo, ha definitivamente chiuso per Mario Citum, ex Kayserispor e soprattutto ex Spezia, per cui sarà un mercato realmente folle, incontrollato, dove quasi il 70-80% della società di Serie B si muoveranno, compreso il Cosenza e anche, perché no, la Regina, per le famose ciliegine sulle torte. Per il Cosenza c'è qualcosa in più da dover fare, ma sicuramente sono i giorni quelli caldi, pronti per gli annunci. E allora, partiamo con Vittorio Scarpelli. Sì, sono giorni caldi. Sicuramente, soprattutto per una squadra come il Cosenza, che ha dimostrato di avere qualche lacuna. Antonio prima citava Casasola e Rivier, che erano i due perni principali della squadra, probabilmente insieme a Baez dello scorso anno. Manca anche un rincalzo di lusso rispetto allo scorso anno, che era Sensi, quindi comunque il Cosenza deve metterne ancora di fieno in cascina. Bisogna essere chiari però da questo punto di vista. L'andamento è sempre quello degli altri anni, quindi non bisogna meravigliarsi più di tanto. Il Cosenza ha necessità di aspettare per riuscire poi a completare l'organico, per avere delle soluzioni che costano di meno. Sostanzialmente non sempre ciò che costa di meno vale poi di meno, probabilmente si abbassano pure i prezzi di persone, di giocatori di valore, più ci si avvicina al gong. Il rischio poi qual è? È che poi si giochi contro l'entella e si stenti, come è successo, diciamo, nella partita d'esordio del campionato cadetto. Ci sono un paio di giocatori che sono praticamente presi. Il Cosenza, io credo che nel giro di 3-4 giorni sistemerà entrambe le fasce. Poi bisognerà sicuramente prendere un paio di centrocampisti
è il dolce finale, al di là delle operazioni così che potrebbero essere l'alternativa in difesa al legittimo un terzo portiere, poi il dolce finale che Trinchera vuole consegnare al presidente Guarascio, alla tifoseria, è l'attaccante, che terrà orientativamente per ultimo insieme al centrocampista, perché c'è la situazione Petrucci che si sbloccherà probabilmente verso la fine del mercato, anche lì per cercare di tenere un pochino, di tirare un pochino il prezzo, ecco, con il giocatore. Stella, vuoi intervenire tu? Abbiamo qualcosina? Sì, no, praticamente così come diceva Attilio, comprendo la situazione difficile che stiamo vivendo, chiaramente per gli acquisti dei calciatori, ma è pur vero che in campo un mister, un allenatore ha bisogno di una rosa completa per non avere poi delle sorprese, giustamente giocando. Ti trovi con quello che dico, Attilio? Beh, assolutamente, ogni tipo di allenatore vorrebbe avere la rosa completa già dal primo giorno di ritiro, purtroppo non è possibile. Prima Tullio Cazzona diceva e poneva l'esempio della Juventus, stesso discorso per l'Inter, potremmo andare avanti tranquillamente e fare il giro in Premier, fare il giro nel campionato spagnolo, a maggior ragione in campionati difficili e delicati come Serie B e Serie C. È un mercato che, lo sapevamo, sarebbe stato sempre più complicato del previsto, probabilmente, dove l'abilità di un direttore sportivo fa la differenza. Ecco, il direttore sportivo del Cosenza ha dimostrato in questi anni di poter realmente portare a Cosenza dei calciatori anche di grande levatura con poco, per cui merita assolutamente tutta la fiducia dei tifosi del Cosenza. Ma se per altre situazioni, per altre formazioni è una necessità attendere sul mercato, la differenza lampante con il Cosenza è che quella del Cosenza è una vera e propria strategia societaria. Una vera e propria strategia societaria. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi resterà con noi Attilio Malena, perché nella seconda parte dovremmo avere al telefono il direttore sportivo della Regina, Massimo Taibbi. No, giusto per aggiungere a quello che ha detto Vittorio, che Vera questa mattina a Lecce ha avuto l'ok da parte dei medici, quindi entro mercoledì sarà a Cosenza, e il rinforzo auspicato da Roberto Chiuzzi per la corsia mancina, forse qualcosa in più di un rincalzo per Bittanti. Io credo che sia se la giocheranno. Esattamente, un pari almeno di Bittanti, se non forse qualcosina in più. Resta da definire la corsia di destra, dove continuano fitti i contatti con Mauro Meluso, con lo Spezia, per portare a Cosenza Vignali. Stesso discorso per Acampora, però come ha detto Vittorio prima, c'è la questione Petrucci da risolvere e probabilmente la risolverà sul gong quando le pretese dell'Ascoli caleranno. Quindi bisogna monitorare queste piste, però i più attenti insegneranno a noi, i disattenti, che il calciomercato dell'ultima settimana regala tantissime sorprese e quanto è stato detto finora può essere mandato a carte 48, davvero in un amen. Allora, Stella Battaglia poc'anzi vi ha dato il numero, diciamo, di telefono dove potete interagire con noi via WhatsApp. Io ve lo ripeto prima di andare in pubblicità, che è il 345 921 1221. Pubblicità. Ok, restate con noi, andiamo qualche secondo in pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora seconda parte di replay. Dunque, intanto vediamo se c'è Attilio Malena. Ci sei, Attilio? Sì? Sì, vi sento forte e chiaro. Allora poi ti giro una domanda su Ardemagni. Su Ardemagni abbiamo già risposto, eccetera, per il Cosenza. Sappiamo che non è interessato al Cosenza. Le tue fonti e poi le fonti dei nostri colleghi. Nel frattempo io direi alla regia di metterci in contatto con Massimo Taibbi, direttore sportivo della Regina Calcio. Grazie. Allora, che ne pensi di Ardemagni? Ma per quanto riguarda ingaggio e età ne abbiamo parlato molto spesso nel corso di questo mese. È chiaro che arrivando agli ultimi giorni di mercato, non avendo eventualmente una soluzione, Ardemagni potrebbe prendere in considerazione la soluzione Cosenza, ma non stiamo parlando, da quanto ci risulta, di una trattativa così ben avviata da poter far pensare ad una facile risoluzione
nel giro di brevissimo. È un'opportunità come tante altre che il Cosenza vedremo se prenderà in esame nel corso delle prossime settimane. Per il momento non c'è stato mai nulla di concreto. Mai nulla di concreto, pure a noi io sto rispondendo per quello che posso a tantissimi messaggi. Allora, Antonio, pure tu su Ardemagni, e poi ci chiede Elio Principato, che salutiamo, questo fatto di Perina che ha firmato per il Lane Rossi Vicenza, allenato da mister Di Carlo, una mia particolare vecchia conoscenza, e dice però il Cosenza si tiene Saracco e si tiene praticamente l'altro portiere Falcone alla Sampdoria, ma forse Guarascio e Trinchera dovevano pensare a far restare Perina. A volo perché abbiamo Taibbi. Perina ha un valore che conosciamo tutti quanti, anche Saracco, Falcone dobbiamo scoprirlo. Franco, rispondere su due piedi così a questa domanda, come dire, non è facile, perché non abbiamo la controprova di quello che può darci Falcone. Perina era Perina e lo conoscevamo tutti. Mi fermo qui. Fermati qua un attimo, leggi qualche messaggio perché abbiamo Massimo Taibbi che ci sta aspettando da Reggio Calabria. Sì, sono davvero tanti. Allora, bentornata Stella, con Lentella partita a scialba per l'attacco no Ardemagni negli ultimi anni poco prolifico, dice sì. Questo spettatore. Gli Ozzi, altra negatività. Ciao Franco, bentornato, io sono convinto che quest'anno faremo un bel campionato con i giusti inserimenti. Corsi, mi dispiace dirlo, può fare solo gruppo. Buon pomeriggio, ieri ho visto un Cosenza poco incisivo, vabbè, voleva dire sabato, specialmente in fase realizzativa. Spero che si possa acquisire un ottimo centravanti. Grazie per l'ospitalità e saluta Sergio Franco. Basta così, io vado da Massimo Taibbi. Massimo Taibbi, sì, della Regina. Buon pomeriggio Massimo. Sì, buon pomeriggio a voi. Grazie per essere con noi, aver accettato l'invito e grazie per la tua disponibilità come sempre. Allora, Salernitana Regina, che partite state? Poi se mi parli di questo campionato di Serie B con particolare riferimento alla tua Regina e al Cosenza Calcio. Grazie. Una partita a viso aperto, una squadra, a me è piaciuta molto la nostra squadra perché è andata lì a giocarsela a viso aperto. Abbiamo avuto le nostre buone occasioni, siamo passati in vantaggio. Ci hanno raggiunto su un tiro cross della domenica, però la Salernitana ha disputato anche loro un'ottima partita, una partita che alla fine noi potevamo vincere ma potevamo anche perderla perché ha avuto un'occasione loro al 90esimo importante. A noi ci interessava la prestazione che c'è stata. Che campionato è questo di Serie B? Campionato della Regina, secondo te è quello del Cosenza, anche se il Cosenza è ancora in una fase sotto costruzione, è in divenire, come suol dirsi? Ma è un campionato, a detta di tutti, sarà una 2, perché sono delle corazzate importanti, sia che il retrocesso, sia come squadre come il Monza, sì, che hanno investito tantissimo, sia anche chi non è andato su. Sarà un campionato difficilissimo, un campionato che comunque la B ogni anno storicamente è sempre stato così. Il nostro spero sia un campionato importante, un campionato che possa dare fastidio alle altre. Mi piacerebbe stare sulla parte sinistra della classifica. È vero. Cosenza ho visto che sì, però piano sta costruendo una squadra, siamo solo all'inizio, il mercato finisce il 5 ottobre, sicuramente il direttore farà un buon lavoro come sempre e creeranno una squadra sicuramente. Allora, qui con me c'ho Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud, Antonio Clausi di Cosenza Channel, le vogliono porre delle domande. Vai Antonio. Sì, direttore, buon pomeriggio, io ne ho due per lei. Una, se è fatto Marcucci, e l'altra domanda su Vasic, perché lui e non magari un profilo con maggiore esperienza in Serie B? No, la seconda non l'ho capito, Su Vasic o Vasic? Vasic. Sì. Vasic. Ma Marcucci si sta lavorando perché può essere un discorso di prospettiva, adesso vediamo che abbiamo 5 centrocampisti, mi piacerebbe camminare. Vasic, che è un giocatore che segue da Simetti, ogni tanto bisogna anche avere un intuito, non sempre come si può dire, tutte figure che costano, perché noi comunque davanti dovevamo fare 4 attaccanti e abbiamo Menez, Laffert, Charpentier e Denis. Io penso che davanti siamo coperti. Allora ho voluto fare un jolly, un quinto giocatore che comunque non facessi male, perché a me piacerebbe, l'idea di farlo perché mi studio molto sul settore.
Non abbiamo capito, a te piacerebbe, perché la voce va e viene, piacerebbe chi? No, a me piace fare, ha fatto questo colpo perché noi dovevamo fare 4 attaccanti. Sì, l'abbiamo capito. 4 attaccanti ce l'avevamo. Benissimo. Io ho voluto fare un quinto perché questo giocatore mi stuzzica, mi piace, Sì? l'ho visto, seguito 6 mesi e mi incuriosisce molto, siccome quel Rapporezzo secondo me è un'ottima operazione, Sì? sono sicuro di quello che ho fatto, poi il campo dirà se è stato sbagliato o meno, ma io credo che questo ragazzo ci possa dare soddisfazione. Sentiamo Vittorio Scarpelli della Gazzetta del Sud per Taibbi, poi Attilio Malena e lo lasciamo libero. Direttore, buonasera. La mia è più che altro una curiosità riguardante la stella della squadra, o almeno colui il quale è arrivato con un pedigree importante come Menez. Volevo capire come si è calato nella mentalità reggina, se vede appunto delle similitudini magari con ciò che accadde l'anno scorso con Denis, insomma che tipo di impatto ha avuto al di là del campo anche il ragazzo lì a Reggio. Lui si è calato molto bene e soprattutto della Serie B che non ha mai fatto. È un ragazzo che si è messo a disposizione, basta vedere che tipo di gara che ha fatto. Ha fatto un gol che si è inventato solo, ha creato tutte e due le situazioni che li ha messi davanti alla porta. Non riusciamo a capire nulla, forse se... Pronto? Direttore? È caduta la linea, va bene. Va bene, andiamo a qualche messaggio nel frattempo che riusciamo a ripristinare la linea e poi diamo subito spazio ad Attilio Malena su quello che ha detto Massimo Taibbi. Vai Stella subito, Stella subito perché abbiamo tanti messaggi e il tempo stringe, vai. Buongiorno, capisco che il Cosenza ancora non è al completo di giocatori, ma Occhiuzzi che dice che il Cosenza ha giocato bene è un'eresia, non abbiamo fatto un tiro in porta. Poi voglio dire umilmente che Litteri vada a giocare a Rende, speriamo bene, e Guarascia apri il portafoglio, diversamente si rischia moltissimo. Devo leggerne ancora, Franco? Sì, vai. Ok, allora vorrei sapere perché dovremmo scoprire Saracco quando questo ragazzo ci ha portato una Serie B, è la prima una Coppa Italia della storia del Cosenza. Poi una domanda... Vabbè, noi diamo spazio a tutti, leggiamo certo. tutti i messaggi. Allora, Antonio, forse che tu puoi aiutarci. Ci dice un telespettatore, è vero che Vignali è molto vicino? Sì, Vignali è uno di quei calciatori per il quale il Cosenza sta cercando di stringere. Anche oggi ci sono stati dei contatti tra Meluso e Trinchera. Cosenza e Vignali hanno l'accordo, Cosenza, Spezia hanno l'accordo. Per arrivare a Cosenza, Vignali vuole che lo Spezia gli riconosca come dire, un contratto da Serie A e non più in base alla categoria di appartenenza tra A e B. Vediamo se abbiamo ripristinato la linea, perché vediamo qui oggi c'è un po' di frasconi, Pronto, direttore? Ah, è caduto. E invece Attilio Malena c'è? Nemmeno Malena. Ok, allora sarà il maltempo. Pronto? No. Niente, vediamo dalla regia ancora, se riusciamo... dicono altri telespettatori, ancora non si può dare un giudizio su nessuna squadra, perché il mercato è ancora aperto e tante squadre cambieranno, anche al Cosenza mancano un minimo 3 giocatori per completare una rosa discreta per fare un campionato tranquillo. Poi, vabbè, è vera la notizia per Ardemagni, ne abbiamo parlato prima? No. Ok. E poi vabbè, parlano di Casasola, ma ne abbiamo parlato prima, perché i messaggi arrivano a raffica, riusciamo a leggervi ma non tutti contemporaneamente, quindi comunque vi ringraziamo perché seguite la nostra trasmissione. Vediamo se abbiamo qualcuno in linea. Pronto? Niente da fare. Allora, dalla regia vogliamo andare a vedere per cortesia gli highlights del Cosenza che ha confezionato per noi Gianluca Pasqua, questo 0-0 tra il Cosenza e la Virtus Entella di sabato pomeriggio. Ah, abbiamo la telefonata, chi c'è? Sì, è pronto, scusate ma c'è un posto che non prende. Ah, direttore, sì, evidentemente sì, è una zona d'ombra. No, stavamo per chiudere lì, non so se c'era una risposta per Vittorio Scarpelli. Sì, no, aveva completato, penso. Ecco, vogliamo introdurre il prossimo turno della regina, così ci salutiamo. Massimo, voi giocherete in casa col Pescara, mi pare, no? Sì, col Pescara, sì. Che partita sarà? All'inizio del campionato sono tutte partite un po' particolari. Sì. Che non tutti hanno raggiunto la stessa forma, per cui poi giocando senza spettatori è tutto un po' anomalo all'inizio di questo campionato. Vero? Loro si sono rinforzati, hanno una buona squadra e sarà una partita, purtroppo non c'è più come una volta
chi gioca in casa gioca fuori. Poi hanno preso tanti giocatori mister Oddo dell'Atalanta, Sì, hanno preso dei buoni giocatori, per me l'hanno rinforzata bene questa squadra. Però sarà una partita aperta, difficile sia per noi ma anche per loro. Per noi speriamo di fare, come abbiamo fatto a Salerno, una buona prestazione. Grazie direttore, grazie per la disponibilità, alla prossima, grazie. E allora Stella, c'è qualcos'altro nel frattempo che ci mettiamo in contatto con Attilio Malena, così Attilio può risponderci poi, che è caduta la linea pure con lui, vediamo di ripristinare il collegamento. Vai! Allora Antonio, a Cosenza il piatto piange, e lo sappiamo tutti. Sì. In fatto di calciomercato, mentre a Reggio Calabria c'è la situazione inversa. Che cosa prevedi per le due squadre? Ora ce l'ha detto Taibbi poco fa. Abbiamo ascoltato chiaramente anche le telefonate. Allora, però... La differenza è che Taibbi prende questo ragazzino dalla Serie B svedese, se non sbaglio, Vasic, per completare un pacchetto offensivo formato da Menez, Lafferty, Denis, aiutami, Vittorio e Charpentier che ha avuto il Covid, però adesso è guarito. Il Cosenza invece, al contrario, si muoverà negli ultimi giorni e quindi dovrà prendere il centravanti titolare e dovrà completare le uscite che per me sono Litteri e Moreo, anzi sicuramente sarà Moreo, molto probabilmente sarà Litteri, con una buona uscita, uno scivolo da parte del Cosenza per favorire come dire, l'addio del calciatore al San Vito Gigi Marullo. Attilio Malena, ci sei? Sì, assolutamente. Ecco qua, perché purtroppo poc'anzi è caduta la linea, non sappiamo per il maltempo eccetera, abbiamo recuperato poi Taibbi. Hai sentito quello che ha detto poi Taibbi? Ma il direttore fa sempre un'analisi molto chiara e corretta e anche molto lucida, secondo me, di quello che è il progetto Regina, un progetto destinato a crescere e a recitare un ruolo da grande protagonista anche nel campionato di Serie B. Le premesse ci sono state tutte, l'approccio contro la Salernitana è stato un approccio da grande squadra, una squadra consapevole dei propri mezzi ma allo stesso tempo rispettando le potenzialità della Salernitana, per cui sicuramente sarà un percorso in crescendo dal mercato, oltre a Vasic che comunque è una scommessa, non ha mai fatto la Serie B ma è comunque un calciatore di 29-30 anni in grado di poter da subito calarsi perfettamente nella mentalità regina. Invece su Tiago Cionek credo ci sia poco da dire, è una regina che si sta rinforzando con calciatori che realmente conoscono la categoria e può fare sicuramente molto bene. Sentiamo Stella se c'è qualche messaggio, così facciamo rispondere ad Attilio. Sì, molti stanno chiaramente scrivendo: lasciamo lavorare Occhiuzzi e stiamo vicino al Cosenza, patrimonio della città. Ho ricevuto diversi messaggi chiaramente con questa dicitura. E ci mancherebbe altro. E poi vabbè, difesa ok, centrocampo e attacco da rinforzare, prendiamo Pettinari, dice un telespettatore. Si va in banca prima, si passa dalla banca, si fa un prestito e prendiamo Pettinari 1.300.000 euro. Un milione penso che possa Siamo essere. fuori budget, fuori budget. Rispondiamo al telespettatore. Grazie. Allora Attilio, hai visto quello che è successo a Trapani? Ne parlavamo nella prima parte con appunto Tullio Calzone, ieri c'è stata una conferenza stampa anche di Pettinari stesso che ha detto questo non è il modo di fare calcio, non c'è un medico, l'altro medico gli ha fatto pervenire un certificato, praticamente si è buttato malato, tra virgolette, ci sono 4 ragazzi della primavera, uno risultato positivo al Covid, noi non scendiamo in campo, daranno la partita vinta alla Casertana 0-3, 3-0 a tavolino, eccetera, eccetera, ma si può continuare a fare calcio in questa maniera? Perché poi in effetti il Trapani aspettava per Zola, di cui è proprietario del cartellino, di Pettinari per rimettersi sul giusto, come dire, sulla giusta strada. Così non è stato perché sai, tu conosci molto bene il mondo del calcio, probabilmente questa società, e ci dispiace dirlo, perché è una società del sud, andrà ad libitum, andrà a morire purtroppo. Sì, le parole di Felice Evacuo secondo me fotografano perfettamente la situazione. Avete ucciso il cuore di una città, questo sta a testimoniare come il calcio per Trapani nel corso di questi anni non è stato importante, ma è stato un volano anche per far conoscere la città. Ricordiamo tutti il grande lavoro di Daniele Faggiano, la scalata mancata per un pelo alla Serie A con Serse Cosmi in panchina, ecco, merita rispetto non solo la città ma meritano rispetto anche i professionisti. È una situazione che non può più andare avanti, ripeto, mi auguro e ci auguriamo chiaramente tutti che questo campionato di Serie C non rischi di essere falsato per colpa del Trapani, con tutto il rispetto e l'ammirazione possibile per la gente di Trapani. Ok, allora abbiamo sentito anche
Senti Attilio, naturalmente noi ti aspettiamo per le prossime trasmissioni anche di Calciomercato, ti ringraziamo perché sa che praticamente sei impegnato su altri fronti e ci risentiremo nei prossimi giorni. Grazie per aver partecipato alla prima trasmissione di Replay. Allora, Vittorio, mi pare che insomma abbiamo parlato di tante cose, io volevo introdurre un altro discorso, il problema che ce lo chiedono in tanti appunto degli stadi. Il CTS ha detto no, al momento non ci sono le condizioni, così noi rispondiamo ai tanti messaggi che ci arrivano. Ecco, la vostra opinione. Franco, è difficile ipotizzare, secondo me si sta aspettando perché la situazione poi delle scuole influirà tantissimo. Se tutto dovesse procedere con poche situazioni di positività, pochi istituti chiusi, allora anche tutto il resto, ciò che non orbita intorno al mondo scuola, potrebbe ripartire. Ricordiamo che ci sono anche le palestre chiuse, è una situazione abbastanza... è una coda lunga di questo lockdown che sta continuando a devastare e i tifosi sono in attesa di sapere cosa si farà. Intanto il Cosenza, la buona notizia tra virgolette è che il Cosenza ha tempo, perché prima di tornare a giocare in casa, al di là della partita di Coppa Italia che si terrà mercoledì, ci vorrà, di questo ne parleremo poi dopo la sosta, quindi sicuramente c'è tempo, bisogna aspettare, a breve a mio giudizio non si sbloccherà molto. Antonio. Io credo che andare allo stadio non sia una priorità per questo paese, Franco. Giusto. Io credo che il numero dei contagi parli da solo, quindi usare prudenza prima di ogni altra cosa è fondamentale. Le obiezioni non mancano, perché chiaramente mi si può dire sì, però si può andare nei locali, negli autobus, le persone stanno stipate come sardine, tutto vero. Non c'è dubbio, sono però a mio avviso dei comportamenti incoscienti che non capisco perché debbano essere reiterati e autorizzati in luoghi come gli stadi. Per quanto mi riguarda, io non aprirei nulla fin quando non c'è la certezza assoluta che questo virus sia messo... La ratio del governo è proprio questa, stanno seguendo questa ratio, prima le priorità e poi se ci sono le condizioni. Stella, allora vogliamo andare a vedere che ce lo chiedono questa partita tra il Cosenza e l'Entella? Che ci ha, dicevo, confezionato Gianluca Pasqua. Alla regia. Ok, grazie. Cosenza Entella 0-0. Non poteva essere il Cosenza 2 mesi fa, quello messo in vetrina alla BBC, semplicemente perché, dopo la breve pausa, l'11 di Occhiuzzi è ancora in rodaggio e perché non tutte le caselle sono state colmate nella sessione di calciomercato aperta fino al 5 ottobre. Ma quello visto all'opera con la Virtus Entella, squadra rodinata ma anch'essa priva di pedine importanti, a tratti ha convinto, lasciando intravedere buoni margini di miglioramento. Si è vista la solita difensiva, con Ingrosso, unica new entry, e la sintonia a centrocampo, con il collaudato duo Sciaudone-Bruccini, coadiuvato da Bittante e Corsi. In attacco Baez ha ispirato Carretta e Litteri, che si sono trovati davanti, quasi sempre pronta, la rocciosa difesa ligure. È mancata la brillantezza e quel pizzico di qualità in più che probabilmente arriverà nei prossimi giorni, insieme all'affiatamento di elementi come Sacco e Gliozzi, intravisti all'opera nel secondo tempo. Eppure il Cosenza il gol l'ha sfiorato con una bella azione conclusa da Bittante, apparso già in condizioni soddisfacenti, con il diagonale sporcato da Borra e finito a centimetri dal palo. Il vantaggio forse avrebbe riacceso la magia del post-lockdown e di sicuro costretto Tedino a scoprirsi un po' di più, lasciando spazio ai lupi, spesso imbrigliati e vuotati al lancio lungo. Invece il secondo tempo è stato più difficile per il Cosenza e meno produttivo. L'Entella non ha comunque sfondato nelle fasi finali e toccato ai rossoblù provare l'ultimo assalto in una gara sostanzialmente equilibrata, ma Sacco non ha agganciato un pallone soltanto sfiorato dagli Gliozzi, facilitando il compito di Borra. Mercoledì la gara di Coppa Italia al Marulla contro l'Alessandria, poi in trasferta a Ferrara con la SPAL. Sicuramente l'ordine, l'equilibrio, anche se forse negli ultimi 10 minuti l'abbiamo perso un po' quest'ordine, però in tutta la gara la gestione delle fasi che parlavo già in conferenza, essendo una partita di inizio stagione devi badare più a determinate cose che ad altre. Ho lavorato molto in questo periodo sull'occupazione degli spazi del campo, perché è un modulo che deve occupare bene gli spazi, soprattutto in contrapposizione ad alcuni moduli tipo quello di oggi,
e l'applicazione tattica dei ragazzi mi è piaciuto un sacco. Applicazione tattica dei ragazzi mi è piaciuto un sacco, 2 squadre spuntate, l'abbiamo visto perché all'Entella mancavano 4-5 giocatori, il Cosenza come dicevamo poco fa anche con Massimo Taibbi ancora in fase di costruzione, è venuto fuori questo 0-0, nel primo tempo il Cosenza ha fatto meglio, nel secondo tempo qualcosa di più ha fatto forse l'Entella, però ripeto 2 squadre spuntate in avanti che hanno bisogno, come dire, insomma, di essere irrobustiti. Sei d'accordo Vittorio? Sì, sicuramente. Allora, qualcuno continua a sostenere che non vede differenze con l'inizio dello scorso anno. Questo è importante. In realtà non è così, a mio giudizio almeno, perché di sicuro rispetto allo scorso anno si vede una squadra che viaggia in una direzione. Credo che contro l'Entella non sia mancata l'idea tattica, contro l'Entella sono mancati gli interpreti che in questo momento il Cosenza non ha. Il famoso esterno alla Casasola, l'attaccante alla Rivera, all'Asensio, ecco il centrocampista che dia alternative a Bruccini e Sciaudone. Non penso sia un discorso tattico, la squadra mi sembra abbastanza compatta, solida dietro, questo ne ha dato atto anche lo stesso Saracco che era chiamato a risposte importanti dopo l'addio di Perina, lui inizierà con i gradi di titolare questo campionato, di sicuro fin quando non arriveranno l'esterno, l'altro centrocampista, la punta, probabilmente il Cosenza, e poi anche qualche rincalzo non farà male anche numericamente, sicuramente il Cosenza non potrà essere incisivo come dopo il lockdown. Chiedono per Antonio Clausi, leggo qui il secondo Clausi che è bravo per quanto riguarda il calciomercato, secondo lui di quanti giocatori ha ancora bisogno il Cosenza? Beh, li contiamo insieme. Sì. Allora, un terzo portiere sicuramente arriverà. Farà la spola poi da fuori quota con la Primavera. Arriverà un difensore di piede mancino, se un giovane... All'epoca si parlava di Buongiorno, ricordate? Ha rinnovato fino al 2025 con Col il Torino, bravo. Non male Buongiorno. A 400.000 euro all'anno. Quanto? 400. Se il Torino lo dà in prestito in Serie B, probabile che magari possa essere così una destinazione, però non ho notizie in tal senso. No, l'ho fatta io la domanda perché si parlava di Buongiorno qualche tempo fa. Quindi siamo al 2. Sicuramente 2 esterni, di cui uno è Vera, quindi diamolo ancora nelle trattative, però ribadiamo che Vera... L'altro potrebbe essere Vignali. Assolutamente, e siamo a 4. Un centrocampista centrale e siamo a 5. E un centravanti titolare e siamo a 6. Se togliamo il portiere il terzo perché si può recuperare, voglio dire 5 calciatori mancano. Forse anche centrocampisti, forse anche 2, forse un giovane arriverà, quindi secondo me sono 6. Un altro calciatore al centro che faccia, come dire, il trequartista, chiamiamolo così, il cone dello scorso campionato, che poteva fungere sia da mezzala che da appoggio poi al pacchetto dei trequartisti. E io credo che un giovane in tal senso possa arrivare anche. Senti, ci chiedono poi per la partita se dove possono vederla. Non risulta in questo momento che ci sia praticamente qualcuno che possa trasmettere la partita, almeno al momento. La possono seguire senza channel, diretta testuale? Eventualmente, perché ce lo chiedono in tanti. Io ricordo che si giocherà questa partita di Coppa Italia mercoledì al San Vito Marulla alle ore 15 tra il Cosenza e l'Alessandria, che è una buona squadra allenata da mister Gegrucci, con qualche ex del Cosenza, tra i quali il portiere Cerofolini, mi pare che ci sia Edoardo Blondetta, Arrighini, insomma Eusebio Panghi. Abbiamo le designazioni arbitrali in merito alla partita di mercoledì. Ah, è arrivata. Andiamo subito. Ok, Cosenza Alessandria, Pezzuto di Lecce. Pezzuto di Lecce. Sì, rese note le designazioni arbitrali relative al secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-2021. Cosenza Alessandria sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti... Non mi dire che c'è Robby Lotta. Sì, signor Robby Lotta di Sala Consilina. I due fratelli fanno la spola. E il signor Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Gino Garofalo di Torre del Greco. Grazie a Stella Battaglia. Allora Pezzuto di Lecce dirigerà questa partita, ma se siamo pronti dalla regia andiamo a vedere i gol appunto di Salernitana e Reggina. Era passata in vantaggio la Reggina di Toscano che per il lutto di cui abbiamo parlato prima non c'era in panchina, c'era Michele Napoli che salutiamo. Ecco qua le immagini, aveva segnato Menezes e poi il pareggio dopo un solo minuto dei Casasola, ex giocatore del Cosenza. Ecco la Reggina con la maglia bianca, bordi amaranto, questo è l'arbitro. Io vi dico subito come si sono schierate le due squadre nel frattempo che scorrono le immagini, poi mi direte qualcosina.
La Regina si è schierata con Plizzari, poi lo Iacono, Gasparetto e Rossi, 3-5-2, Rolando, Crisetig, Bianchi, Liotti e Bellomo e Denis e Menezzi in avanti. Per quanto riguarda invece la Salernitana, sempre 3-5-2 con Belek tra i pali, Veseli, Aia e Lopez, poi Casasola, Tiago, Kupic, arrivato dal Trapani, Schiavone, Cicirelli, Curcio, Diuric e Tutino. Tutino finalmente dopo tanto tempo, dopo una telenovela lunga, forse un mese, ecco qui abbiamo visto il gol appunto della Regina, è arrivato alla corte di Castore. E questo è stato il cross di Casasola che ha portato appunto la Salernitana al pareggio. Tutino che abbraccia Casasola, eccolo qua, il gol di Casasola contro la Regina, sembrava una palla che dovesse finire fuori, invece ha finito la sua corsa sotto l'incrocio dei pali. E quindi praticamente un pari, diciamo, tutto sommato giusto. Ecco, qui lo diceva Taibbi, poi un tiro di Tutino proprio sul finire, ha sfiorato il palo alla sinistra con una leggera deviazione. Comunque, insomma, è stato, come dire, un punto importante per la formazione Amaranto, perché è conquistato in trasferta. Messaggi, Stella? Sì, c'è qualche messaggio in riferimento a quello che è stato detto prima in studio riguardo gli spettatori in campo. Abbiamo dei telespettatori che ci hanno scritto ciò: andare allo stadio è una pazzia, meglio restare a casa oppure al massimo 1000 persone come stanno facendo in Serie A. Certamente gli stadi non sono incubatori di trasmissione di Covid-19 solo per il fatto che sono chiusi. Sono convinto che con le giuste accortezze si possa rientrare dentro al 30% della capienza. E poi molti altri, come ho detto prima, ci stanno scrivendo che dobbiamo dare il tempo di lavorare sia a Guarascio che a Occhiuzzi. Che a Trinchera, perché è lui che è a Milano, è lui che fa le trattative, poi ci sarà l'ok o meno del Presidente, si stanno facendo un bel po' di nomi e di conseguenza, insomma, il tifoso... I soliti ok sofferti, diciamo. Come? I soliti ok sofferti. Sì, sì. Stazioni lunghe. Vabbè, ma lo sappiamo, voglio dire che ci sono sempre ormai gli ultimi giorni di mercato che sono importanti per tutti. Qualcuno faceva notare anche come Tullio Calzone che Morata alla Juventus è arrivato praticamente qualche giorno fa e ieri è stato schierato a Roma, quindi anche la Juve la prima di campionato l'ha giocata senza centravanti. Allora, non cambiate canale, Guarda sempre lì canale 10 del digitale terrestre, andiamo qualche minuto in pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci per la terza parte di Replay, arrivano tantissimi messaggi, qualcuno ci dice di parlare solo ed esclusivamente del Cosenza, non è così. Lo ha detto Pippo Gatto, il collega che salutiamo, che domani sarà con Calcio e Mercato, perché Teleeuropa è una televisione, un'emittente regionale, per cui Teleeuropa si occupa delle squadre regionali e quindi tutte le squadre calabresi. Apro e chiudo una parentesi. Allora, vogliamo collegarci per cortesia, amico Enzo Leonetti, con Crotone, seconda sconfitta consecutiva, quella del Crotone di mister Stroppa contro il Milan che è passato ieri a Lezio Scida per 2-0. Vogliamo sentire che clima si respira in casa Crotone con la nostra Claudia Berlingeri, collega di Gazzetta del Sud, e per capire un attimino se ci sono novità sul fronte del calciomercato, e poi chiuderemo con il Cosenza perché arrivano ancora tanti messaggi. Parleremo di questa partita di Coppa Italia appunto di mercoledì alle ore 15 al San Vito Marulla contro l'Alessandria. Allora vediamo se siamo pronti, se no possiamo introdurre questo discorso. Telefonata? C'è la telefonata? Sì, benissimo. E allora possiamo andare con la nostra Claudia Berlingeri. Claudia, questa volta la linea non potrà cadere, siamo via telefono. Buonasera, sì Franco, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Claudia, allora dicevamo seconda sconfitta consecutiva del Crotone, che aria si respira e se il Crotone naturalmente è ancora sul mercato alla ricerca di chi, ce lo dirai tu. Sì, Franco, sicuramente rispetto all'esordio disastroso col Genoa si sono visti dei miglioramenti contro il Milan, anche se chiaramente
il Crotone ha pagato ancora una volta degli errori individuali. Mi riferisco al rigore per l'errore di Marrone su Rebic, e poi nella ripresa Stroppa ha cambiato Zanellato per inserire Edoardo, e la palla che ha perso è stata sanguinosa ancora una volta, insomma, e quindi una volta che il Milan ha raddoppiato, nonostante il Crotone ci abbia creduto fino alla fine, però è chiaro che quando devi rincorrere contro un top club, insomma, non riesci a recuperare più. Sicuramente sì, fino al 5 ottobre il club è sul mercato alla ricerca di un attaccante, perché è chiaro che insomma una volta che arrivi là fai fatica a buttarla dentro, per cui sicuramente ci vorrà un altro attaccante. Hanno fatto l'offerta per Filippo Falco del Lecce, però insomma l'offerta sarebbe stata ritenuta inadeguata, per cui insomma ora stanno cercando di trovare la formula giusta. Hanno chiesto informazioni anche per il centrocampista Jacopo Petriccione, perché insomma anche in mezzo al campo si è visto che manca quel filtro a favore della difesa, ed infatti anche in difesa bisognerebbe irrobustirla, perché diversi errori sono stati commessi anche da chi magari non te l'aspetti. Mi riferisco a Ci scrivono alcuni telespettatori su Rivière, vogliono capire l'entità del suo problema fisico. Ieri non ha giocato perché è infortunato. Sì, io credo che questa settimana salterà pure, però ancora non abbiamo notizie al riguardo. Poi ci sarà la sosta, per cui spero che insomma sicuramente tra un mesetto poi si ritornerà in campo. Senti Claudia, c'è Vittorio Scarpelli del tuo stesso giornale che ti vuole fare una domanda. Vai Vittorio. Sì, ciao Claudia, buon pomeriggio. Hai parlato di un attaccante. Io, a mio giudizio, penso che il Crotone, come hai detto poi alla fine, debba rinforzarsi un pochino dietro, anche perché con Messias, Rivière e Simi non è messa malissimo secondo me per i standard della Serie A attuale. Dietro ho visto qualche tentennamento di troppo. Si fa qualche nome per quanto riguarda proprio la difesa? Dici tu? Per la difesa stanno valutando alcuni nomi, ma come ben sai Ursino e Vrenna non fanno trapelare nulla fino a quando poi non c'entrano. Si fanno tanti nomi, ma insomma ancora a me sono stati, insomma, mi hanno detto che non c'è nulla di concreto, ma sicuramente dovranno fare qualcosa, perché appunto dietro ci vuole più solidità difensiva, perché abbiamo visto che il progetto tattico c'è, abbiamo visto che i miglioramenti ci sono stati, però i ragazzi che sono arrivati, mi riferisco soprattutto ai nuovi, ancora non parlano italiano, vengono da un'altra realtà calcistica rispetto a quella italiana, per cui bisogna dargli tempo affinché riescano ad amalgamarsi all'interno delle dinamiche di Stroppa. Senti Claudia, sabato giocherete a Sassuolo, mi pare, no? Ci sarà Sassuolo-Crotone in programma alle ore 15, se non ricordo male. Esattamente, sì, e sarà un'altra gara insomma in cui si soffrirà, perché è chiaro che in Serie A una neopromossa faticherà contro chiunque, non c'è alta classifica o bassa classifica. Chiaramente rispetto alla Serie B è tutto un altro passo. In Serie A lo abbiamo visto in queste prime 2 giornate, che insomma la qualità è totalmente diversa, per cui una squadra come il Crotone deve lavorare di gruppo per cercare di far fronte alle qualità individuali che in Serie A ogni squadra possiede, per cui magari anche ieri è successo che col Milan il giocatore ti fa la giocata, ti risolve la partita, invece il Crotone deve agire di squadra, deve costruirsi l'occasione, e poi chiaramente quando non concretizzi paghi dazio. Grazie Claudia, grazie da Crotone, come al solito molto precisa, puntuale, grazie per la disponibilità. Alla prossima, grazie a voi, grazie per aver partecipato alla prima stagionale di Replay su Teleeuropa. Vai Stella, grazie ancora.
Sì, allora parlando della Regina ci sono dei tifosi che scrivono, sono tifosi del Cosenza che però scrivono: la Regina ha un gioco bello e molto solido, onestamente avrebbe meritato di gran lunga la vittoria. Casasola sbagliando il cross ha pareggiato, forza comunque Cosenza. Poi c'è un altro telespettatore che scrive: comunque siamo più squadre rispetto allo scorso anno, ovviamente il paragone si deve fare la prima giornata contro la prima dello scorso. Non ho capito, il paragone si deve fare? Allora lui dice che praticamente è il paragone non mi pare che abbia scritto... paragone della squadra attuale, sì, quindi del Cosenza, si può fare quando giocheranno la prima, la prima giornata contro la prima dello scorso. Che significa, scusate? No, sicuramente il paragone va fatto tra le due, tra le prime due, che è stata giocata, tra l'altro è stato fatto, penso anche qui oggi il paragone, mi pare che abbiamo detto, abbiamo detto che ci sono stati dei miglioramenti non da un punto di vista di risultato ma di compattezza di squadra. Ha parlato anche Occhiuzzi, abbiamo sentito per Salvacci l'anno scorso il Cosenza ha rischiato anche di vincere, però è stata forse una partita quasi estemporanea, poi abbiamo sofferto parecchio. Ok, per salvarci al Cosenza ci vogliono... siamo distanti per il distanziamento sociale e quindi non ti sento bene. Per salvarci al Cosenza ci vogliono 3 giocatori esperti in 3 ruoli determinanti. Un portiere, un centrocampista e un attaccante. Il portiere lo abbiamo preso, ma è da scoprire. Ora ci mancano un centrocampista e un attaccante di categoria. Poi vabbè, fanno delle domande tipo: ma l'attaccante arriverà dall'estero? O chi sarà? Probabilmente sì, da quello che sappiamo noi. Ok, la difesa del Crotone pecca nel modulo, non nei nomi. Stroppa deve cambiare metodo, questo è secondo un discorso che riguarda il Crotone. Una domanda da Antonio Hai visto come Clausi? Si interagisce da tutta la Calabria e dalla Sicilia? Una domanda da Antonio Clausi, quindi... Prego. Vai. Ma come mai il Cosenza non chiede mai dei giocatori di primavera delle grandi squadre come Inter, Juve e Milan? Forse non ha buoni rapporti con queste società? No, che bella domanda. Spieghiamo in maniera molto semplice. Facevamo prima l'esempio di quel ragazzo del Torino, Buongiorno, ha rinnovato a 400.000 euro. I ragazzi delle primavere di un certo valore, di un certo lignaggio, hanno anche ingaggi pesanti. Ad inizio calciomercato, se ricordate bene, era saltato fuori il nome di quel Bois, mi sembra il terzino della Roma, destro della Roma. Un profilo realmente vagliato dal direttore Trinchera, ma Bois prende 200.000 euro come calciatore della Roma primavera. Sono cifre che il Cosenza corrisponde per un attaccante. Quindi i primavera di prima fascia dei top club hanno ingaggi fuori portata per il Cosenza, prendono più di quanto prenderà l'attaccante centrale dei rossoblù. Ecco perché il Cosenza spesso, come nelle ultime sessioni, deve andare o su seconde scelte, ma chiaramente seconde scelte sulla carta, perché poi possono saltare fuori calciatori come è successo ad esempio Okereke, anzi Okereke proveniva addirittura dalla Serie B, quindi nemmeno da un club di Serie A, oppure su calciatori non più facenti parte delle primavere dei club della massima serie, ma diventati fuori età, che hanno bisogno chiaramente di giocare, e quindi i club di appartenenza, pur di garantire loro qualche minuto nelle gambe, se non di più con le famose valorizzazioni, allora accettano di concedere degli scivoli, dei contributi sostanziosi all'ingaggio, come nel caso ad esempio di Baluli. C'è anche un altro se aggiungi qualcosa nel frattempo, chiedo ad Enzo Leonetti di mandarci la grafica, poi ne parleremo della griglia che ha fatto nei giorni scorsi la Gazzetta dello Sport. Eccola qua, abbiamo la griglia, prima fascia, seconda fascia, scusami Vittorio, nella quarta fascia sono inseriti Ascoli, Cosenza, Entella, Reggiana e Venezia, però ecco, a volte le cose cambiano perché il Venezia ha vinto, la Reggiana ha fatto una buona partita, Cosenza ed Entella hanno pareggiato e poi anche nella terza fascia la Cremonese ha perso, la Regina ha pareggiato a Salerno, guarda caso Regina e Salernitana sono state inserite nella terza fascia, però non so poi se diciamo che il discorso si collega, risponde a questa griglia. Queste fasce sono fatte secondo me proprio in virtù del mercato. Si è fatto l'esempio dei giovani, ma questo vale anche per i grandi. Possiamo tornare in studio, grazie. L'esempio di Petrucci, di cui abbiamo parlato anche prima. Petrucci è un giocatore che guadagna intorno a 260.000 Petrucci diciamo che dell'Ascoli, esatto, Cosenza... guadagna 270.000 euro. L'anno scorso in Turchia pigliava 600. Ne prendeva il doppio. E questo significa che il Cosenza, se lo vuole prendere adesso, lo deve pagare come
come pagherebbe un top in attacco. Rivière prendeva intorno, è bene che la gente lo sappia, intorno a 200.000 euro lo scorso anno. Quindi alla fine il Cosenza, se questo giocatore non fa un sacrificio, se il club non la lascia andare libero, è chiaro che non può prenderlo adesso. Per questo la trattativa di Petrucci si potrebbe poi sbloccare. Ho visto la Reggiana in ultima fascia, tra l'altro Reggiana che potrebbe riabbracciare Cargbo. Questa non è una bella notizia per noi perché è un giocatore forte. Un giocatore, ecco, vediamo. Allora, prima fascia, vado io subito alle Empoli, Frosinone, secondo la Rosea, Lecce, Monza e Spal. Seconda fascia Brescia, Chievo, Pisa, Pordenone, Vicenza. Terza fascia Cittadella, Cremonese, Pescara, Regina, Salernitana. Quarta fascia Ascoli, Cosenza, Entella, Reggiana, Venezia. Allora, queste fasce, come giustamente diceva il collega Vittorio Scarpelli, sono riferite al calciomercato, naturalmente, da quando è iniziato fino ad oggi. Volevi aggiungere? Volevo aggiungere un'altra cosa. Prego. Il Cosenza di Serie B arriva lungo sul mercato perché al momento la differenza tra il Cosenza e le altre formazioni che magari militano in cadetteria da più anni, sugli ingaggi medi, è decisamente ampia questa forbice. Se un calciatore come abbiamo fatto l'esempio di Petrucci ad Ascoli, non titolarissimo l'anno scorso, 18 partite, prende più del tuo calciatore di punta dello scorso torneo, c'è un problema, problema di contrattazione, problema chiaramente di diversità di budget, e per forza di cose bisogna andare lunghi, perché prendere calciatori di questa qualità ad inizio calciomercato significa pagare per intero l'ingaggio che hanno attualmente. Antonio, senti, io l'altra volta ho parlato del Cittadella, ho fatto i complimenti parlando del Cittadella, insomma, come dire, la società non ha un budget, voglio dire, un grosso budget, più o meno intorno a quello del Cosenza, però c'è Marchetti, direttore sportivo, così come il Cosenza c'è Trinchera. Mi fai la differenza? No, la faccio immediatamente. È questo, perché la gente ce lo chiede e lo vuole sapere. Allora, innanzitutto, se Trinchera o chiunque altro come direttore sportivo del Cosenza si presentasse a fine mercato con 10 acquisti provenienti da Serie C o Serie D a Cosenza, verrebbe sbranato a Piazza Bilotti. Poi magari potrebbero anche fare bene, però le pressioni che ci sono a Cosenza non ci sono a Cittadella. Questo per quanto riguarda il fattore ambientale. Poi c'è anche un fattore societario. Marchetti, quando Faggiano è andato via da Parma, era tra i papabili per sostituirlo lì in Emilia-Romagna. A Parma in Serie A. Cosa succede? Marchetti informa la proprietà dell'interesse del Parma, gli viene rinnovato il contratto per 3 o 5 anni, adesso non sbaglio, a testimonianza di come ci sia una continuità un progetto. A Cosenza questo non è stato possibile quest'estate, perché Trinchera, quando ha bussato a Guarascio per avere un contratto nuovo, degli osservatori e un budget più importante, Vittorio, cosa è successo? Si sono litigati in quella famosa riunione di post Ferragosto a Via degli Stadi in sede. Ma e Vittorio qua confermerà. Sì, abbiamo seguito anche la polemica, eccetera. Un litigio franco, non semplice. Vabbè. Diciamo che era nei ferri corti o quasi. Il Cittadella investe anche nelle strutture, investe nel settore giovanile, sono due mondi diversi, quindi può permettersi di non dover necessariamente scucire, no? Invece purtroppo è un dato di fatto, non si sta criticando. Mi pare che il discorso è chiaro, il Cosenza deve fare, è un ritornello che viene anche dagli anni precedenti, perché il budget è quello che deve fare un calciomercato d'attesa, e quindi questo lo diciamo a beneficio dei tifosi, quelli che ci scrivono, che sono in ansia, che vogliono sapere dei centrocampisti, degli attaccanti. Il Corriere dello Sport stamattina, il mio giornale, titolava che il Cosenza era su Vera e si concluderà nei prossimi giorni ed è il primo. Poi Vignali sarà il secondo, ve lo posso anticipare io. Poi c'è il discorso tra Campore e Petrucci, ne parlavano adesso sia Antonio Clausi che Vittorio Scarpelli. È chiaro che il Cosenza non si può presentare, a parer mio, a Ferrara contro la Spal con una squadra retrocessa dalla Serie A con la stessa formazione vista contro l'Entella. Questo perché? Perché la differenza tecnica è notevole. È chiaro che nel calcio ci sta tutto, ma il Cosenza, come sappiamo, e l'ho detto più volte in questa trasmissione anche a calciomercato, è una formazione in divenire, nel senso che è ancora, diciamo, va completata, e speriamo che in settimana il direttore sportivo Trinchera, il presidente Guarascio,
naturalmente possano completare la rosa in modo tale da presentare un Cosenza a Ferrara diverso da quello visto in casa contro l'Entella. Franco, io a commentare il discorso di cui prima, non sto dicendo che il metodo Cittadella è migliore di quello del Cosenza, è diverso. È semplicemente diverso. Sono due modi di operare da parte delle proprietà totalmente differenti. I risultati ottenuti dal Cosenza. Che poi il budget del Cittadella è più basso del Cosenza, eh? L'anno scorso mi pare che fosse più o meno eravamo lì. Sono semplicemente modi differenti. Giusto. Né dare voti positivi agli uni e negativi agli altri, ma semplicemente evidenziare le differenze. Benissimo, no, ci scrivono in tanti, l'hanno voluto ma sapere. infatti questo discorso di Clausi i telespettatori l'hanno trovato interessante, molto positivo e interessante. Sì, ecco perché il discorso di Clausi è del tutto opinabile. Ecco perché piace Replay, capito? Perché a Cosenza i tifosi accetterebbero sicuramente un chiaro progetto basato sui giovani, sul modello Cittadella. La vedo molto dura questa. Basato sui giovani significa investire sui giovani. Quali giovani? No. Quali giovani? Sono filosofie diverse. C'è una domanda per Vittorio Scarpelli. Vai che poi introduciamo subito la Coppa Italia. Ok, come mai il Cosenza da quando è ritornato in Serie B non ha mai acquistato i giocatori ma solo prestiti? Rispetto a quando il Cosenza militava in Serie B 15-20 anni fa il calcio è cambiato. Molte squadre lavorano sui prestiti e sulle scadenze di contratti, è difficile che si compri un giocatore a prezzo pieno. Se poi a questo si aggiunge che la filosofia del presidente, come ha detto giustamente prima Antonio, è chiara, ovvero io devo tirare finché posso e poi magari è una strategia di vincente, non stiamo qui a criticarla. Finora è stata vincente. Finora è stata comunque... Finora è stata una strategia vincente. Abbiamo sempre salvato la pelle. Finora è stata una strategia vincente quello di Guaraccio. Non li compra per questo motivo, però, ripeto, secondo me qualcosina sta risparmiando il direttore. Io penso che un paio di giocatori, magari anche interessanti, possono arrivare e si farà qualche piccolo sforzo, perché francamente finora sono arrivati solo prestiti, quindi un paio secondo me o in scadenza o da acquistare potrebbero arrivare. Qui mi scrivono se i vari Floccari, vabbè ne abbiamo parlato tante volte, Valoti, il figlio di Aladino che gioca nella spalla, Floccari, Valoti, Paloschi, Beriscia mi pare che il portiere, eccetera, dice questi possono fare la differenza per un salto di qualità e quindi per un ritorno in Serie A. Questo dovremmo chiederlo naturalmente. Beriscia è stato, come dire... portiere della Lazio. No, Beriscia è ambito da diversi... Ma poi oltretutto è il portiere dell'Albania, mi sbaglio? Esatto, insieme a Stracoscia, Beriscia nell'esordio di campionato contro il Monza, sui giornali ha preso 8, ha parlato anche un rigore, insomma Beriscia in Serie B... Che impressione avete tratto della Spal che nella prima di campionato in anticipo giocata a Monza? L'allenatore è Marino, lo ricordiamo, ex Empoli. Formazione quadrata che può ispirare un discorso di Serie A, a parte per la Serie A. Chiaramente sì, ha preso Sebastiano Esposito dell'Inter. Anche se Gianni Di Marzio su Gazzetta ha detto che il vero Esposito, quello forte, è il fratello, il centrocampista. L'abbiamo visto a Cosenza, che abbiamo visto a Cosenza, ha fatto che giocava col Chievo, una grande prestazione nel 2000 e in effetti mi dicono che si sta comportando bene, mentre il fratello al netto di qualche situazione caratteriale può uscire, ma ancora è un po' acerbo. Scusate, vogliamo introdurre allora questa partita Cosenza-Alessandria? Ce lo chiedono, lo ripeto, non sappiamo chi e dove si potrà vedere, al momento non abbiamo notizie. Si giocherà al San Vito Marulla alle 15 dopodomani mercoledì. Sappiamo chi è l'arbitro Pezzuto di Lecce. Che gara sarà? Un eventuale turnover del Cosenza con i ragazzi della Primavera che erano in panchina? Magari non dall'inizio, ma qualcosa si potrebbe vedere. Ad esempio abbiamo visto Sueva a sinistra a centrocampo nell'amichevole con la Vibonese. Potrebbe essere una soluzione, se non dall'inizio, a gare in corso, anche perché Corsi e Bittante dovranno giocare anche presumibilmente sabato a Ferrara, quindi almeno uno dei due potrebbe riposare, se non tutti e due con una staffetta. Vedremo Sacco, vedremo sicuramente Iozzi entrambi dal primo minuto, potrebbe esserci anche Ballolì dal primo minuto, Tiritiello che era in ballottaggio con Ingrosso. Qualcosa cambierà e vedremo anche Falcone, perché molti telespettatori si chiedevano sul discorso Perina portiere. Ecco, Falcone potrebbe avere il suo primo test severo e serio. Io ad Antonio, prima di chiudere, non so quanti minuti mancano sulla Morrone. Volevo chiedere, ieri la Morrone ha pareggiato, mi pare, no? 1-1, peccato, contro lo Scalè, una partita dominata dai Granata, 9 tiri a 1 in porta, autogol del nostro difensore centrale alla fine. Come dire, un pareggio non giusto, 2 punti evaporati contro lo Scalea. Contro lo Scalea, benissimo. No, perché Antonio, per chi non lo sapesse, è anche addetto stampa della Morrone.
E allora, Michele Cava, che ringrazio, così come ringrazio Luca Chitto, Enzo Leonetti, ci fanno segno dalla regia che il tempo è volato questo pomeriggio. È volato, sì, sì. E allora, Stella... Ringraziamo i nostri ospiti per aver accettato il nostro invito qui in studio, Vittorio Scarpelli e Antonio Clausi. Ringraziamo il coordinatore della trasmissione e ringraziamo tutti voi che avete seguito il nostro programma Replay. Oggi, prima puntata, 28 settembre. Ci rivediamo con Replay lunedì prossimo, 5 ottobre, alle ore 15, sempre qui su Tele Europa Network. E volevo salutare pure io. Mi fai salutare? Sì. Grazie, grazie. Io saluto gli amici perché ricordo che domani si continuerà con il calciomercato con Pippo Gatto e Vincenza Gallo, mentre per quanto mi riguarda ritornerò giovedì con il calciomercato, sperando di dare qualche buona nuova agli amici appunto di Cosenza e delle varie città calabresi, Crotone, Reggio, Catanzaro e Vibo. A proposito della Vibonese e del Catanzaro abbiamo parlato, il Catanzaro, lo ripeto, ha perso 2-1 a Potenza, la Vibonese invece ha vinto per 1-0 nell'anticipo di Cava dei Tirreni con allenatori a parte invertite, nel senso che Galfano è tornato dopo 10 anni sulla panchina della Vibonese, mentre su quella della Cavese c'era Giacomino Modica. Arrivederci e grazie ancora. Ciao Stella!